L'Alta Padovana è isolata e l'economia di quel territorio, ricco di piccole e medie imprese, rischia il tracollo. Questo per colpa di una viabilità da qualche tempo difficile a causa delle precarie condizioni del ponte doppio sul Brenta a Curtarolo. L'allarme è stato lanciato dalle associazioni di categoria del cittadellese che hanno scritto alla Regione Veneto per chiedere una soluzione urgente per portare a termine i lavori di consolidamento strutturale del ponte lungo la strada regionale 47. La provincia di Padova, competente per quel tratto di ponte, ha limitato la portata del traffico, vietando il passaggio dei mezzi pesanti. L'intervento dovrebbe costare 4 milioni di euro, la provincia ne ha già finanziati 2 milioni. Ne ho parlato con l'assessore De Berti, stiamo facendo una valutazione affinché si trovino le risorse, ci sono circa 5 milioni di euro, la provincia ne ha già stanziati 2 milioni e mezzo e quindi su questo noi partiremo, se non altro, perché se blocchiamo quel ponte blocchiamo non la viabilità provinciale ma blocchiamo la viabilità internazionale. Nella zona dell'Alta Padovana interessata dal traffico di passaggio sul ponte vi sono circa 13.000 imprese, di cui 32% manifatturiere delle costruzioni. Non possono permettersi di rimanere isolate dopo aver superato gli anni della crisi, da qui l'appello delle categorie economiche alla Regione perché si completi anche la realizzazione della nuova Valsugana già progettata nel 2009. Fare anche una progettazione complessiva per la nuova Valsugana, quindi per arrivare fino a Cittadella in maniera agevole, diretta, con una specie di superstrada e poi da lì fino a Bassano e intersecandosi con la nuova, diciamo, superstrada pedemontana veneta che aprirà entro la fine del 2020. Di ciò si sta parlando in Regione, ci sono 9 milioni di euro disponibili all'ANAS per tutto l'asse della Valsugana, previsto, diciamo, soprattutto per la zona nord di Bassano, ma che verrà, diciamo, stanziato anche per la parte che va verso Cittadella e poi da Cittadella verso Padova.